Bene, siamo qui con Luca Zambolin e Diego Scano, vincitori di ben 2 premi in questa edizione, il premio per il miglior cortometraggio veneto e il premio per il miglior cortometraggio in assoluto, quindi per lo stesso cortometraggio Anna. Allora deve essere, insomma, è la prima volta che accade in 14 edizioni di Fiati Corti che un cortometraggio veneto vinca la sezione principale del concorso. È la prima volta che accade anche a noi di vincere 2 premi nello stesso festival, infatti ringraziamo tantissimo sia voi che la regia e siamo veramente lusingati. Bene, sì, quindi poi questo premio appunto assegnato tra l'altro da Luca Bigazzi, Alessandro Cinquegrani, Giuseppe Marco Albano, quindi comunque che hanno poi riconosciuto nel vostro lavoro proprio una qualità, come dice Luca Bigazzi, non da film locale, neanche da film italiano, ma proprio da film europeo. Quindi è una qualità che poi vi ha portato a competere con tanti cortometraggi italiani, ma anche cortometraggi internazionali, insomma. Mi sembra meraviglioso, e anche il fatto che insomma, da Bigazzi ad Albano insomma, abbiano deciso e detto anche queste parole, insomma, siamo ancora più lusingati perché insomma, è sempre un gran piacere, no, quando... Certo. È un riconoscimento comunque sia da appunto un maestro come Luca Bigazzi, che comunque da un critico cinematografico come Cinquegrani, e da un collega, insomma un regista giovane come voi, come Giuseppe Marco Albano. Ma raccontateci un po' questo progetto, Anna, quindi come è nato e come si è sviluppato. Poi anche il fatto di essere in 2 alla regia, immagino sia comunque è una cosa... Allora, parto subito dicendo che noi, progetti di cortometraggio, abbiamo iniziato proprio insieme a girare, a scrivere, siamo partiti già ormai 6-7 anni fa e abbiamo iniziato a scrivere piccole cose. Lui sapeva già montare perché appunto montava video di skate eccetera eccetera, e da lì abbiamo iniziato a scrivere e poi a decidere la regia insieme, quindi piano piano diciamo che partendo dai piccoli lavori si è assodato il rapporto e ora ci riusciamo più o meno a capire e siamo, almeno io, quasi tutte le cose l'ho fatte con lui. Quindi comunque mi viene già naturale scrivere e decidere una regia, scrivere anche il decoupage, la regia insieme, quindi non c'è. Per quanto riguarda il progetto, Il progetto nasce ancora nel settembre 2011, lontano, dove abbiamo partecipato a un piccolo laboratorio di cinema che si chiama Chinocchio a Padova. Da là c'è nata un'idea, e quella che è l'idea principale, il soggetto di Anna, che poi abbiamo portato avanti nel tempo e scritto, presentandola poi a Francesco Bonsembiante della Iole Film, che gli è piaciuto il progetto, ci ha supportato e siamo andati a girare nel giugno 2012, trovando una coproduzione per la post-produzione, che è Officina Immagini, sempre di Padova. Il lavoro è finito nel marzo 2013, quindi la lavorazione è durata ben 1 anno e mezzo. Perché comunque, come dicevano anche gli altri ragazzi tumolini, insomma i problemi di produzione quando si parla di piccoli budget non finiscono mai, e quindi lì è stato molto bella la lavorazione, è andato tutto molto liscio, ma poi diciamo che si è dilatato nel tempo proprio perché insomma abbiamo dovuto cercare o budget o collaborazioni per effettivamente finire il lavoro. Comunque è sempre diciamo particolare il mondo del cortometraggio in generale, comunque da questo aspetto. Per certi versi è da un lato la forza e dall'altro proprio la debolezza questo aspetto. Comunque bisogna cercare di trarre proprio da queste situazioni, comunque dal modo diverso di costruire, se vogliamo, proprio per a volte la mancanza di fondi, tutto diciamo quello che ne potrebbe venire di positivo. Credo che voi, anche appunto riconosciuto dalla giuria, abbiate fatto questo alla perfezione, insomma, quindi comunque con pochi mezzi avete realizzato appunto un cortometraggio di qualità proprio professionistica, insomma internazionale. Vorrei solo aggiungere una piccola cosa, che abbiamo mandato la sceneggiatura con l'aiuto del nostro aiuto regia a una direttrice della fotografia che
insomma, l'ultima cosa che ci aspettavamo era che accettasse di lavorare con noi, che si chiama Daria D'Antonio, e quindi un lato, diciamo, della fotografia È importantissimo. è importantissimo, e lei, insomma, io ringrazio tutti quelli che ci hanno appoggiato nel progetto e ci hanno creduto, anche nonostante si tratti di un piccolo lavoro, però appunto figure come Daria sono state fondamentali, ed è meravigliosa anche insomma, il fatto che per un progetto che piace vedi come si muove la passione di qualsiasi persona, insomma, Certo. ed è, insomma, ringrazio tutti. Da autori veneti, come vedete il panorama veneto della cinematografia? Quali sono le difficoltà? Ovviamente, non essendo a Roma, è chiaro che cioè, non trovandosi a Roma magari è difficile trovare persone, collaboratori, quindi spesso comunque quasi tutti i registi vanno appunto a Roma per girare, per trovare. Quindi voi come vedete la realtà che vi circonda, e appunto da registi come è comunque una realtà emergente, comunque sembra che stia il Veneto impegnando da questo punto di vista, e anche artisticamente comunque l'abbiamo visto anche a Feti Corti, sono arrivati dei lavori importanti, insomma. Io vedo tanta forza di volontà, infatti come dici tu ultimamente si sta spostando anche il baricentro, no? Da Roma si vedono tanti progetti interessanti anche da un punto di vista produttivo sia artistico, nel nostro caso che veniamo da Padova stanno crescendo sempre più realtà sia piccole che professionali, produzioni importanti. E spero ci sia la voglia di continuare per spostare questo baricentro e creare sempre più lavoro al di fuori di Roma, per carità anche a Roma, perché Anche perché poi il problema spesso nasce dal fatto che, avendo una manifestazione importantissima con la Mostra del Cinema di Venezia, che dovrebbe essere invece una cosa di sprono, comunque un'occasione per appunto dare al cinema nel Veneto un'importanza insomma primaria in Italia, spesso è quasi un ostacolo, perché magari molti fondi vanno su manifestazioni già molto, per esempio, consolidate, e magari si perdono di vista altri aspetti che sono altrettanto importanti nel mondo della cinematografia, come può essere la produzione, cosa che stanno facendo proprio negli ultimi anni. Guarda, un difetto secondo me comunque italiano, cioè nel senso che vedo all'estero che insomma altri paesi che invece conoscono le potenzialità del cortometraggio e sanno che è fondamentale il cortometraggio per come proprio allenamento rispetto a mettere in piedi una troupe, i registi, la scrittura, e infatti per esempio i danesi, ma non solo, i francesi danno molta importanza al cortometraggio. Certo. Chiaro che in Italia ci sono festival grossi di cortometraggio, ma non lo so, vedo che si dà molta meno attenzione, e come dici tu potrebbe essere il caso che in realtà come queste, da Fiati Corti a molti altri festival di cortometraggio, dovrebbero secondo me ricevere più fondi o comunque più possibilità di far vedere alle persone che esiste questo mondo, e di non considerarlo come una cosa secondaria, ma una parte fondamentale per la formazione di un'intera troupe, non solo dei registi, certo, ma dei fonici, di tutti i ragazzi che vogliono iniziare a andare a immergersi insomma in questo mondo, perché se no non andiamo da nessuna parte. Certo. Ma anche perché poi con gli anni, appunto proprio perché la tecnica permette adesso, con le tecnologie permettono di sviluppare appunto progetti anche molto complessi con relativamente pochi mezzi, questo ha portato non solo a un miglioramento della tecnica e quindi una palestra per fare poi un film, ma anche un miglioramento artistico dei lavori, e quindi il cortometraggio diventa sempre più espressione artistica nel mondo della cinematografia, quindi sono ormai delle opere che hanno insomma pari dignità insomma dei film, dei lungometraggi, per certi versi comunque hanno anche delle complessità in più, cioè sono due linguaggi un po' diversi ovviamente, quindi bisogna dare diciamo un'importanza a entrambi. Ma come dici tu, essendo ora i mezzi sempre più leggeri, sempre più persone possono usufruire di questi mezzi, quindi chi ha qualcosa da dire, che non abbia per forza le tecniche o abbia fatto una scuola, può dirlo,
chiaro e forte, no? Arrivando anche in queste distribuzioni che sono distribuzioni, intendo festival, che sono gli unici riferimenti per i cortometraggi. Chissà che anche noi, come in Francia, appunto, Nord Europa, riusciamo ad arrivare nei cinema o nelle televisioni. Comunque la possibilità per qualcuno che non è per forza inserito in una famiglia produttiva riesca a dire la sua. Va bene, io vi ringrazio per Grazie a voi. la partecipazione, vi Grazie faccio a voi. ancora i complimenti per questa incredibile vittoria, no, non incredibile nel senso perché... È incredibile. No, ma nel senso che insomma è una vittoria veramente che ci ha reso molto felici, proprio perché manifesta quello che sta succedendo un po' in Veneto in questi ultimi anni, e speriamo che sia di un augurio per la vostra carriera, insomma. Speriamo. Grazie, grazie ancora. Grazie.